Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo contro Cez 2130 statunitense e ci gioca la siciliana chiusa. Siciliana chiusa, apertura molto fastidiosa, però non il massimo. Dal punto di vista teorico il nero dovrebbe stare abbastanza ok. E ok, io ho giocato una di queste linee con alfiere B5 che sono sempre più di moda, gli scacchi anche ad alto livello. Di solito si preferiva mettere l'alfiere in fianchetto di qua. Però questa a quanto pare, io non ne so niente, però a quanto pare la teoria si è evoluta e ha visto che questa variante per il bianco può portare un vantaggio importante, se il nero non la conosce bene. E ok, cerco di reagire con D5, adesso è diventata una struttura tipo francese, in cui l'alfiere sta sempre da cani, e devo un attimo preoccuparmi di non perdere proprio gratis questo pedone in D4. Va bene, donna B6. Sono contento se mi fa mangiare in D4 con un pezzo perché anche la donna, nonostante che sia una donna molto al centro, molto esposta ad attacchi, non sembra che qua sia attaccabile in nessun modo nel breve periodo. Infatti ha giocato donna B3. Va bene, ci credo. Sono B3 e gioco F6. Voglio cercare di aprire questo centro per far giocare bene i miei alfieri che attualmente sono molto più forti. Se lui mi cambia le donne almeno ho aperto la colonna A alla mia torre e adesso se cade questo pedone, ok, non è poi così grave perché questi pedoni sono veramente terribili e valgono 1. E ok, mangio, apro la colonna F che secondo me sarà più utile a me che a lui, o almeno spero. Ok, lui sta anche pensando di mangiare così, che in effetti lo stavo un po' sottovalutando. Ok, il fatto sta che qualunque cosa lui faccia, io giocherò cavallo B4 la prossima mossa. E ovunque vada questo alfiere, io giocherò alfiere B5. E sarà in grave pericolo lungo questa diagonale. I miei pezzi si sono attivati molto velocemente, addirittura lui va in B1 per difendere il pedone A2. Quindi alfiere B5 e se gioca D3 almeno recupero subito il pedone e niente, si è dimostrato in qualche modo che il pedone in più non valeva molto. Ok, probabilmente D3 è una mossa molto superiore a Torre 1, che Torre 1 è proprio passiva e mi lascia anche la possibilità di giocare, non so se a Rocco o Torre F8 solo, perché tanto siamo in finale, il mio re sta bene forse anche al centro. Vabbè, dai, rocchiamo. Nel dubbio. Ok, guardate che adesso già minaccio alfiere per E2, torre per E2, cavallo e torre F1 matto. Quindi deve togliere il cavallo. Gli posso creare ancora problemi con alfiere H6, creare nuove inchiodature per mandarlo un po' in crisi, anche perché l'alfiere in E5 non stava facendo assolutamente nulla, quindi sicuramente è una buona mossa. E ok, se non gioca D3 subito, restituendomi il pedone, posso rinforzare la minaccia con torre C8. Dopodiché lui non lo potrà addirittura più fare. Cavallo D3. Ok, adesso D3 è perfettamente sigillata e non la potrà mai fare. Questo alfiere rimane incastrato e questa torre rimane incastrata. Quindi il vantaggio del nero secondo me è molto grande, dovrà giocare una roba del genere, però anche quando metterà l'alfiere in B2, l'alfiere in B2 sarà completamente murato. Avrebbe fatto molto bene a restituirmi quel pedone pur di cambiarlo.
E infatti B4, tra l'altro su alfiere B2 lui dovrà sempre calcolare alfiere per D2, quindi alla fine della fiera comunque perderà quel pedone per un motivo o per l'altro. Torre F2, torre F8, arrivano velocemente lungo l'unica colonna aperta. Sì, qua sicuramente il nero ha una posizione molto molto comoda. Ok, rispondo a tutti quelli che mi scrivono sul canale. Adesso ho finito la sessione all'università, quindi potrò fare qualche partita anche con qualche utente. Non so, adesso decideremo un po' come fare queste cose un po' così, registrata e commentata, che sembra figo. Magari faremo a sorteggio. Non lo so. Ok, torre di 1, un'altra mossa inutile. Cioè, torre di 1, ok, sempre lo scopo molto materialista di difendere quel pedone, ma veramente sbagliata. E ok, vedo che il cavallo in G3 è l'unico pezzo che sta facendo veramente qualcosa di attivo per la sua posizione, quindi l'ideale per me sarebbe riuscire a scacciarlo. E tra l'altro in questa posizione il cavallo non ha assolutamente case dove andare e quindi sarebbe anche perso. Quindi provo a iniziare questo mini piano di alfiere G5, H5, H4. Per lui risolvere questo problema secondo me è molto difficile. A febbraio, in uscita nell'Accademia di Mattoscacco, il corso di partite commentate a 10 minuti di Alessio. O se lo risolve dovrà indebolirsi molto. Per esempio, forse Regi 1 potrebbe essere una soluzione temporanea per lasciare la casa H1 o F1 al cavallo del bianco. Esatto, oppure cedere un altro pedone. Un altro in realtà, restituirmi il pedone, ma ok, un'altra scelta che si commenta un po' da sola. Ok, adesso penso che ci siano più di una mossa che vince. Uh, per esempio, sto pensando a torre F3 per attaccargli nuovamente il cavallo, sfruttando l'inchiodatura di questo pedone. Però su torre F3, per incredibile che possa sembrare, cavallo H1 sembra tenere tutto. Quindi, beh, analizzo un altro po' perché cavallo H1 effettivamente, se cavallo H1 è mossa forte, io sono non so chi. Mm. Attualmente non vedo niente. Mi piacerebbe mettere alfiere in E4, però me lo cambierebbe dopo un quarto di secondo. Quindi, ok, forse ho trovato qualcosa. Tanto lui non può fare niente. L'unica cosa che può fare è cavallo H1. Quindi miglioriamo la posizione dei pezzi, aggiungo potenziali minacce alla mia posizione. Per esempio anche una minaccia potrebbe essere alfiere per G3, re per G3, H4 scacco, re non so dove, per esempio re H2 e alfiere 4 o H3, alfiere F5. Ci sono una marea di possibilità, ho quattro pezzi che attaccano tutti molto attivamente. Ok, cavallo H1, il mio nemico mortale, cavallo H1. Ok, adesso speriamo che ci sia qualcosa. Mm, 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 mm. Perché su torre 2 che avevo visto inizialmente, torre F1 mi cambierebbe una torre, mi starebbe sulle balle sta roba.
Però dai, ne vale la pena perché dopo c'è il fiore 4. Per Alfiere 4 si fa questo e altro. Ok, torre F1 è l'unica mossa seria della posizione. Questo non ha senso muoverlo. Ah, torre G1. Ma lui vuole proprio prendersi un matto devastante. Alfiere 4. Addirittura D3 qua probabilmente è una mossa plausibile perché mi distrae l'alfiere per una mossa perché sarei costretto a rimangiarlo. Ok, questo è un classico epilogo di un giocatore che ha dovuto difendersi per le ultime 10 mosse e alla fine crolla perché mi lascia una torre in presa. Quindi ottimo, tutto è bene quel che finisce bene. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!